Dottoressa Nora Coppola dell'area prevenzione della Regione Friuli Venezia Giulia, un convegno per fare il punto sulle ludopatie. A che punto siamo in Friuli Venezia Giulia? In Friuli Venezia Giulia, dopo la legge regionale, sono state attivate tutta una serie di azioni nell'ambito dei dipartimenti delle dipendenze, dei dipartimenti della prevenzione. Quest'anno è stato stanziato anche un finanziamento specifico di 60.000 euro proprio per far sì che dei progetti anche del terzo settore possano partire. I progetti sono partiti di fatto perché il bando è stato concluso, sono stati già erogati i primi finanziamenti e questo aiuterà sia le associazioni, il mondo del volontariato a fare rete con appunto i dipartimenti, con il nostro servizio sanitario affinché le azioni si possano svolgere congiuntamente e quindi essere anche più efficaci e sostenibili sul territorio. Abbiamo qualche cifra sul fenomeno? Sui numeri, certamente da quando sono stati attivati i primi sportelli, voluti anche tra l'altro dalla legge e dal nostro precedente piano delle dipendenze, sicuramente c'è stata un'emersione del fenomeno, perché il fenomeno certamente esisteva già prima, però il fatto di aver potuto offrire, no, un aiuto più sistematico alle famiglie, a queste persone, ha fatto sì che i numeri si siano rapidamente moltiplicati, quindi noi abbiamo sul territorio di persone che si sono rivolte al servizio sanitario, ai professionisti, ne abbiamo sicuramente oltre 1 migliaio. Però il dato probabilmente è anche sottostimato perché le dipendenze spesso sono multiple, non è che ci sia una dipendenza da gioco piuttosto che una dipendenza da alcol o da altre sostanze. Peraltro le dipendenze stanno rapidamente anche cambiando, no? Perché ci sono ormai spesso anche dipendenze un po' particolari come lo shopping compulsivo e altre che si associano e quindi è un po' difficile distinguere tra una dipendenza e l'altra. Per quanto riguarda invece i soldi che vengono bruciati con queste macchinette Sì, infernali, questo è cifre un pazzesche. problema gravissimo effettivamente perché intanto perché sono difficilmente controllabili anche perché c'è tutta la rete su internet, è difficile lavorare per esempio con i giovani perché anche loro possono, da una parte si dà il limite dei 18 anni, dall'altra parte ci sono comunque altre possibilità per accedere al gioco dove l'età è difficilmente controllabile.